Il Signore è risorto. Questo è l'annunzio di gioia che celebriamo. È la Pasqua del Signore, culmine e fonte dell'anno liturgico. Il mistero che sta al centro della storia umana e della nostra vita di cristiani. Tutta la vita di Gesù, conclusa con la sua morte e risurrezione, è annuncio di salvezza e di perdono dei peccati per ogni uomo, che San Paolo esorta a vivere da risorto, rigenerato e testimone di speranza. Questo evento, che supera la capacità di comprensione umana, ci apre la porta della vita eterna. Ogni uomo che cammina nel tempo ha davanti un itinerario di fede, quale quello dei discepoli davanti al vuoto del sepolcro. Itinerario che ha uno sbocco meraviglioso, va verso la luce in quella gioia senza fine che siamo chiamati a testimoniare ogni giorno. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne Eucaristia pasquale riceveremo la benedizione papale che, attingendo al tesoro di grazie della Chiesa, ci donerà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i nostri peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e invochiamo il dono pasquale della riconciliazione. Fratelli e sorelle, tutta la Chiesa è in festa per la vittoria pasquale di Cristo sul peccato e sulla morte. Anche noi con il battesimo siamo risorti a vita nuova e ora vogliamo fare memoria di questo inestimabile dono, ricevendo l'aspersione con l'acqua battesimale benedetta questa notte durante la veglia pasquale. Ognuno di noi, sinceramente pentito dei suoi peccati, possa sentirsi rinascere a una vita nuova e ricevere il perdono del Padre. Ripetiamo insieme. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. O Padre, gloria a te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti della salvezza. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. O Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel fonte battesimale con la parola della vita. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. O Spirito Santo, gloria a te, che dalle acque del battesimo ci fai rinascere come primizia della nuova umanità. Gloria, gloria. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano, Vescovo e di tutti i Santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita
eterna. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore sia innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo, con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Ci alziamo in piedi per il canto della sequenza pasquale. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi, gloria Dei resurrectis, Dei nostra Sit Christus regenerat nos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor res, miserere. Cristo, nostra Pasqua è Signore sia nel tuo stato cuore, nel tuo perché tu possa proclamare degnamente la immolato. parola del Vangelo. Facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Dio l'ha risuscitato il terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dei morti. Ecco, questa frase l'abbiamo sentita nella prima lettura, pronunciata da Pietro, quale dice appunto Dio non ha voluto che, lo ha risuscitato dai morti, ma non ha voluto che apparisse a tutti, a noi, ad alcuni. Ecco, queste parole ci fanno capire, insieme con gli altri testi che abbiamo ricordato, anche il Vangelo, in cui gli apostoli vanno al sepolcro ma non vedono nulla, non avevano ancora capito che doveva risorgere dai morti. Ecco, ci fanno capire che non c'è una prova materiale, scientifica, incontrovertibile della risurrezione di Gesù. Non c'era, ovviamente, ma neanche avrebbe mai potuto esserci, anche se fosse stata inventata a quel tempo, non c'era una prova fotografica, perché non avrebbe potuto esserci anche se l'avessero inventata, perché la risurrezione di Gesù è qualcosa che sfugge all'osservazione materiale, perché è l'irrompere di Dio stesso, della realtà stessa di Dio nella nostra storia, e la realtà di Dio è per antonomasia trascendente il tempo, lo spazio, quindi non potrà mai essere fotografata. Non c'è una apparizione di Gesù controllata in laboratorio e così via. Che cosa c'è allora che sostiene la nostra fede? Perché dobbiamo domandarcelo. Noi celebriamo la Pasqua convinti della risurrezione di Gesù, ma che cosa fonda questa nostra convinzione?
Beh, anzitutto c'è il sepolcro vuoto. C'è il sepolcro vuoto, un particolare importantissimo che tutti i Vangeli riportano, in modo particolare Giovanni, come abbiamo sentito poco fa. C'è, in secondo luogo, la testimonianza di alcune persone, definite da Pietro testimoni prescelti da Dio, che hanno mangiato e bevuto con Gesù dopo la sua risurrezione dai morti. Non sono una folla, non è tutto il popolo, e tuttavia sono sufficienti come testimoni. Testimoni di un fatto, ma più ancora, dalle parole di Pietro, di una relazione. Di una relazione. Hanno mangiato e bevuto con lui. Ma soprattutto c'è il cambiamento avvenuto in queste persone. Un cambiamento che non ci è stato raccontato in tutti i suoi particolari, ma che conosciamo bene. Un cambiamento incredibile, assolutamente ingiustificabile, con altri motivi che non siano l'aver proprio incontrato, visto, sperimentato Gesù risorto, mangiato e bevuto con lui. C'è un bellissimo passo che ogni tanto mi rilego di uno dei grandi padri della Chiesa, San Giovanni Crisostomo. Ve lo leggo perché è istruttivo. Che fossero paurosi e pusillanimi, l'afferma chiaramente chi scrisse la loro vita, sta parlando degli apostoli, senza dissimulare nulla e senza nascondere i loro difetti, ciò che costituisce la miglior garanzia di veridicità di quanto asserisce. Costui dunque racconta che quando Cristo fu arrestato dopo tanti miracoli compiuti, tutti gli apostoli fuggirono e il loro capo lo rinnegò. Come si spiega allora che tutti costoro, quando il Cristo era ancora in vita, non avevano saputo resistere a pochi giudici, mentre poi, giacendo lui morto e sepolto e secondo gli increduli non risorto e quindi non in grado di parlare, avrebbero ricevuto da lui tanto coraggio da schierarsi vittoriosamente contro il mondo intero? Giovanni Crisostomo, 1700 anni fa. Sapeva scrivere, bocca d'oro, predicare, va bene, però è vero. Un cambiamento assolutamente inspiegabile, se non alla luce di un evento che loro hanno realmente visto. Ecco su cosa può fondare la nostra fede: il sepolcro vuoto, la testimonianza dei discepoli prescelti da Dio per diventare testimoni, il loro cambiamento. E questo ci porta a 3 brevi conseguenze. La prima conseguenza è che non siamo costretti a credere. Uno dice, ma scusa, ma che ragionamenti fai? Non siamo costretti a credere. Gesù risorto non è apparso a tutti gli uomini in maniera così evidente da costringerli ad ammettere, volenti o nolenti, quasi per forza, che la risurrezione è un fatto assolutamente innegabile, no? Se fossimo costretti a farlo, non si tratterebbe più di fede, di fiducia, ma di dimostrazione materiale, scientifica. Non siamo costretti a credere. La fede o è un atto libero o non è fede. Siamo però, ed ecco la seconda conseguenza, siamo però spinti ad ascoltare e a vedere, ascoltare i testimoni, vedere attraverso i loro occhi, compiendo un atto di libertà consapevole e ragionevole, un atto cioè di fiducia, come ne facciamo tantissimi nella nostra vita, sia molto quotidiani, molto semplici, sia molto importanti.
anzi, importantissimi. Tutti gli atti più importanti noi li facciamo sulla fiducia. E quindi siamo chiamati a fare un atto di fiducia anche sulla parola di questi testimoni prescelti. Un atto di fiducia di più, un atto di fiducia plausibile. Dal momento che il cambiamento così inspiegabile di quei 12 discepoli è una traccia, un segno che non possiamo ragionevolmente lasciar cadere, lasciar perdere. In altre parole, la loro testimonianza è una testimonianza credibile. Non siamo costretti a credere, però possiamo farlo plausibilmente. Infine c'è una terza conseguenza che riguarda la nostra vita spirituale di noi, che poco o tanto crediamo alla risurrezione di Gesù, se no non saremmo qui, e la professiamo nel credo ogni volta che veniamo alla Santa Messa, è risorto dai morti. E tale conseguenza potrebbe esprimersi con queste parole: tu credi alla risurrezione di Gesù. Allora conforma ad essa tutta la tua vita, perché è proprio dalla trasformazione che la vita dei discepoli ha avuto a partire dall'incontro con il risorto che è nata la testimonianza, e questo deve avvenire anche per noi. Se la fede nella risurrezione di Gesù è venuta dalla trasformazione della vita di quei poveri e paurosi discepoli, questo deve continuare per tutta la storia, anche oggi. Credere alla risurrezione di Gesù deve imprimere alla nostra esistenza una fiducia, una speranza, un coraggio, una fortezza che solo chi ha incontrato realmente Gesù risorto può avere, come è capitato per gli apostoli. Erano paurosi e pusillanimi, erano scappati tutti, il loro capo l'aveva addirittura rinnegato. L'incontro con Gesù risorto ha trasformato la loro vita. Ogni paura, ogni scoraggiamento, ogni rassegnazione, ogni disperazione deve essere bandita, cacciata dalla vita di chi crede in Gesù risorto. E questo è possibile, lo vediamo in tante persone, nei santi principalmente, ma anche in persone molto semplici che non sono state canonizzate o beatificate, nelle quali vediamo i frutti della fede nella risurrezione di Gesù. Una vita bella, coraggiosa, forte, piena di fiducia e di speranza. E dovremo prendere sul serio l'indicazione di San Pietro, non letta in queste letture, ma che è molto bella: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Quella speranza che dovrebbe caratterizzare la vita di ogni cristiano. E la ragione di questa speranza coincide esattamente con la risurrezione di Gesù dai morti e con la promessa che anche noi condivideremo tale sorte. Buona Pasqua allora, cari fratelli e sorelle. Buona Pasqua nel senso di fare anche quest'anno il passo della fede, della fiducia nella testimonianza di quei discepoli prescelti, cioè degli apostoli. Ma soprattutto buona Pasqua nel senso di lasciare che l'evento della risurrezione renda pasquale, cioè piena di speranza gioiosa, piena di comunione e di amore la nostra vita. Allora saremo anche noi testimoni prescelti e credibili nel mondo.
Professiamo la nostra fede con le parole del canto. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum.
Fratelli e sorelle, in questo giorno che celebra il fulcro della nostra fede, con il cuore pieno di gioia ci rivolgiamo a Dio perché il suo progetto di amore realizzato in Cristo venga accolto pienamente dall'intera umanità. Preghiamo e ripetiamo insieme: per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di gioia. Trasforma la tua Santa Chiesa, generata dal Cristo sulla croce, e fa che viva sempre nella sua luce di risorto, noi ti preghiamo. Per la risurrezione di suo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di vita. Trasforma le regioni dilaniate dalla guerra, sostenendo quanti cercano la pace e dona successo ad ogni tentativo di riconciliazione. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di luce. Trasforma il nostro Paese e libera la terra dalle tenebre del male e dalla violenza, per vivere da fratelli. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di speranza. Trasforma i giorni di coloro che si trovano nella sofferenza e infondi loro coraggio e fiducia per affrontare la prova alla luce della Pasqua. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di risurrezione. Trasforma la vita di tutti noi e confermaci nella fede, speranza e amore, capaci di essere sempre testimoni gioiosi del regno di Cristo risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio. Proprio 8 giorni fa, in questa nostra cara cattedrale, si è avuto un gesto dissacratorio che ha ferito gravemente la sensibilità di tutti. Come Gesù in croce, anche noi invochiamo il perdono e il ritrovamento della salute spirituale e personale per chi lo ha compiuto, e chiediamo al Signore che ci aiuti a vincere il male non con altro male, bensì con il bene, soprattutto con la preghiera e la carità, cioè con la santità della nostra vita pasquale. Preghiamo. Signore Gesù, che con i tuoi insegnamenti e la tua vita illumini il mondo immerso nel peccato e nella morte, aiutaci a riconoscere la nostra dignità di figli di Dio e a vivere come testimoni luminosi del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della voglia dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano,
e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Guardandovi negli occhi, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Un breve ma sentito saluto e ringraziamento da parte del Consiglio pastorale e a nome di tutta questa comunità cristiana. Abbiamo avuto la grazia di averla fra noi in questo cammino che ci ha portato alla Pasqua di Resurrezione. Mi sento di dire che è aumentata in noi la consapevolezza dell'importanza che la rete di buone relazioni, di solidarietà e di preghiera non si deve rompere. È molto, molto importante che non si squarci. Le chiediamo la grazia di continuare a pregare per noi e a seguirci da vicino. Noi faremo il possibile perché questa rete non si squarci, confidando nell'aiuto di Gesù risorto. Un augurio di Santa Pasqua a lei e a tutti i suoi più stretti collaboratori. Grazie ancora. Grazie. Qua abbiamo un mazzo di fiori, ma abbiamo fiori più belli ancora, che sono questi bambini che sono qui alla messa con noi, che vediamo con grande gioia, perché non se ne vedono poi tanti bambini alle Sante Messe, quindi vederne alcuni è una grande gioia proprio di Pasqua. Ecco, io vi ringrazio di questo indirizzo che non aspettavo, ma che gradisco. Sottolineo un aspetto che ha detto. La cattedrale, la parrocchia della cattedrale, in questa rete più grande, perché è una rete anche la comunità parrocchiale della cattedrale, ma fa parte di una rete più grande che è la rete della diocesi, quella comunità diocesana. E la cattedrale ha un ruolo particolare in questa rete. La cattedrale ha una chiamata, una missione particolare, perché, come sapete, la cattedrale, oltre ad essere una parrocchia, è anche la cattedra, il luogo della cattedra del vescovo, e che mantiene il compito di mantenere unita la Chiesa che gli è stata affidata. Quindi anche le celebrazioni della cattedrale, la preghiera delle persone della cattedrale, credo che siano particolarmente importanti e preziose perché la rete non si squarci. Ecco, vi chiedo proprio allora di pregare non solo per ciascuno di voi, come ho avuto modo di dire anche i giorni scorsi, di celebrare non solo per la vostra comunità, ma quando pregate, quando celebrate, pregate per tutti, in modo particolare per tutta la diocesi, perché la cattedrale ne è la chiesa simbolo, la chiesa che ne fa sintesi. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e saluto tutti coloro che sono messi in contatto, in comunione con noi attraverso la tenda TV e Radio Palazzo Carli. Anche a loro il nostro saluto e fra poco la nostra benedizione. Grazie, un applauso. Il nostro venerato padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice,
impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati dal sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della Pasqua del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Grazie bambini. Letare, alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.